fatto quelle 59-60, quello che ho incominciato ad andare agli stadi, andavo a Sassuolo. Ho cominciato a conoscere tutti i giocatori, tanti paesani di qua. Poi avendo il bar così vicino, cosa è successo? È successo che si fermavano qua. A Genà siamo andati in orbita. Noi siamo andati al 90° contro il Livorno. Dovevamo fare un punto, due per andare su, ma non arrivava mai. Sai com'è? Quando tac, 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 tac. Invece al 90° Missiroli fece un gol proprio al 90°. Allora abbiamo cominciato a chiamare Missile. Essere un tifoso del Sassuolo vuol dire voler bene alla squadra, voler bene un po' al paese, e anche un po' di sacrificio, perché per essere tifoso delle volte puoi ingoiare. La mia passione per il Sassuolo è nata quando ero bambina. Ho dei ricordi di me piccolissima allo stadio con mio padre. Io andavo sempre con lui. E in realtà non mi interessava poi così tanto andare a vedere il Sassuolo, sono sincera. Era più perché, insomma, ero con mio padre. Poi in realtà la passione è cresciuta sempre di più. Beh, il passaggio in Serie A è stata un'emozione forte, enorme, travolgente. È uno dei momenti più belli della mia vita. Ci abbiamo creduto, ce lo siamo guadagnati, abbiamo lavorato tantissimo per la Serie A. E adesso ogni volta che il Sassuolo si scontra con una di queste squadre mitiche, di questi colossi della Serie A, Juventus, Milan, è un'emozione che non si riesce a raccontare. Il Sassuolo del futuro, qualsiasi cosa avverrà, a noi andrà bene, perché è già una grande conquista quella che abbiamo avuto. E comunque fino alla fine noi tiferemo Forza Sassuolo.